Che cos'è questo? Un pallone sgonfio. Una sfera. Una ruota. No! Questa è aria. Aria appoderata di cuoio. E l'aria vola. Hai comprendi? Vola dalle fasce al centro. Dalle fasce al centro. Lei non è un arbitro in fuori classe. Ci vieni al cinema? Non lo so, ci devo pensare. Avevi detto che venivi. Solo se vincevi. Sì, però come se abbiamo vinto? Allora al cinema non ci vengo, ma è come se c'ero venuta. Ai! Non è escluso. Ma io! Arbitro. Quanti anni hai, figliuolo? 11. Ecco qua. E beccate sto limoncino. Così impari a simulare. Oh, ma che sta scherzando? L'arbitro Mureno non scherza mai. Lancia Mattia! De prima! Fuori gioco. Non ho detto niente? Ah, arbitro efficiente. Ma il Badaloni a pasce le vacche, va, e tagliale quei capelli. C'è qualcuno che gradisce? Eh? E che c'ho scritto Giocondo? Un amore que la lleva a Jamapa. Y yo le dije, morena, mejor te llevo a Jalapa. Y yo le dije, morena, mejor te llevo a Jalapa. Ahí te compraré gardenias y tus aretes de plata. Sulle chiappe, bello! Cioè. Signor arbitro! Sostituzione!
Da dire non c'è niente. Purtroppo ci hanno annullato 3 gol validi. E a loro gli hanno dato 2 rigori. Tutti e 2 inventati. Hanno buttato fuori i nostri uomini migliori. Prima Romualdo, poi Mazzuzzi, poi Ruggio e De Rio. E a Tola, poverino, gli hanno rotto la gamba sana ed è dovuto uscire. Dice che abbiamo perso. Ma se quel porco di arbitro Mureno avesse buttato fuori quei criminali di guerra, anziché buttare fuori i nostri calciatori, noi avremmo vinto. Se ci avessero dato soltanto la metà delle punizioni a nostro favore, noi avremmo vinto. Se non ci avessero segnalato 57 posizioni di fuorigioco, dico 57, noi avremmo vinto perché ce lo siamo meritati. E se non ero cieco, io quella punizione nell'incrocio dei pali gliel'avrei infilata. Nell'incrocio. Noi abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto.